settimana avevo pensato anche di fare quattro cambi, anche di tenere fuori uno della difesa, perché pensavo che fossero più tipo Tricoli, più affaticati. Però in questo momento per me è troppo importante non cambiare tanto la difesa. Ho già messo Dallara, che era tempo che non giocava, per me è un 94, è interessantissimo, e qualcuno bisogna togliere, no? Avevo tolto anche Vendemiati, che mi sta dando delle prestazioni eccezionali con dei gol. Quando fai le scelte sono difficili, però in un gruppo così devi guardare il risultato e dopo i ragazzi sono bravi, insomma. Lazzari, Vendemiati e anche Agiolio, anche se è un periodo che non gioca, è uguale, sono fuori per scelte tecniche, no? Perché Oscar invece? Oscar doveva giocare, però ieri si è sentito male, ha lì influenze intestinali. Comunque spererei almeno, se non perde troppo, almeno di recuperarlo domenica, perché adesso sta a diventare un po' troppo tempo senza giocare. Mi spiace per l'espulsione di Costa, che dice che non ha fatto niente, anche secondo me stava andando via, è stato messo giù, non so. Mi spiace perché un rosso diretto così, con palla a lui, non so. Dispiace tantissimo. Da gara ti ha detto comunque... No, buona prestazione sua, però una cosa ci tengo a dire io oggi, che mi è piaciuto Giacomo, Gherardi e Zanardo, che ormai hanno capito quello che ho provato a dirgli durante la settimana, durante le domeniche, che se Giacomo dà il 100% in un'azione d'attacco bisogna dare al ragazzo anche il tempo di recuperare. Ho visto Zanardo giocare anche un quarto d'ora in fascia, sacrificare. Per me sono uniti, insomma, stanno facendo cose molto, molto buone.